Questa storia parla di un conte anziano dove lui ha vissuto in una villa castello in mezzo a una vegetazione in un'alta collina nascosta nelle campagne guardese di provincia di Cagliari. Il conte era sanguinario, così crudele, rinchiusa in quella villa la sua famiglia nel 1999 e la famiglia scomparì nel 2002. E ora diventò una campagna selvaggia, ma la sua cattiveria quando le persone entrarono nel suo territorio. Lui li rapì e li rinchiude nella sua stanza segreta e sono in trappola per sempre. Il suo nome è il Conte Pisano. Se questa storia vi sia piaciuta, mi raccomando, non prendetela per una storia seria, perché questo racconto è stato inventato da me, da tantissimi anni fa, quando ero un bambino, fino ad arrivare alla mia età, quando ho iniziato a fare l'attore. Se questa puntata vi sta piacendo, questa serie film, basta solamente che voi mettiate un bellissimo like. E ricordatevi, chi non si è ancora iscritto nel mio canale YouTube, lo faccia subito, perché non vedo l'ora di arrivare a 10.000 iscritti. E tutto grazie alle persone che mi seguono e che mi amano. Grazie di cuore e buona visione a tutti. Andiamo alla prossima. Vero? In particolare, guardate, ci sono le classiche ville che li abbandonano. Guardate, siete entrati, ragazzi? La Villa Rosa. Ragazzi, c'è un Vespino! Bellino! Ragazzi, Vespino originale. Giocattolo da bambino. No, che figata. Ecco il camino. Il soffitto è fatto tutto di canne. Niente. Qui cosa c'è? Niente. Arrivo? Questa è la villa del Vespino. Del Vespino che non è andato molto bene. No, Vespino, l'hai visto il Vespino? Vespino? No, dov'è? Guarda. È anche originale. Ah, deve essere dietro, non ci siamo passati. Un Vespino giocattolo. Yeah. Andiamo un po'. Andiamo bene. Ma andiamo nella prossima tappa. Comunque perché chiude poi all'1:30. Sì, andiamo in direzione a Cagliari. Andiamo poco.
trovare qualche passaggio segreto. Che si chiudono in mezzo, noi abbiamo l'una. Entriamo dentro. Raga, abbiamo trovato una villa bellissima, la villa del conte. Il conte che non posso dire un cognome come privacy. Si chiama il conte. E qui cosa c'è? Un pozzo. Un pozzo. Sì, cosa è questa qui? No. Sì. Ci vuole Hercules, ci vuole per fare questo. La torcia. In questo pozzo si sapeva che il conte ci metteva altre vittime e non sappiamo altri tipi di esseri viventi. Qualcosa di un mistero che viene scoperto prima della loro morte. Sì, ma comunque c'è una ferriata per chiudere completamente per il secondo. Beh ragazzi, andiamo nel castello del conte, spero che non sia, diciamo, non abbandonato. Io tanti anni fa da bambino chiamavo un personaggio cognome che dicevo il conte Pisano, io lo chiamavo, magari si potrà chiamare così, il castello del conte. 9 anni ho girato i due film, il conte. Sì, probabilmente abita. Il conte è un anziano uomo molto vecchio, molto antico, che lui di cognome fa Pisano, il conte Pisano. E quindi se qui abita il conte Pisano, allora praticamente il strano vecchietto, cattivo, mostruoso. Vediamo se c'è qualche modo dove potremmo anche trovare qualche buco, magari si scavalchiamo, chissà, perché per salire qui al conte ci potrebbe essere. Ah ragazzi, occhio, ci sono anche le una grande avventura ragazzi per tutti voi che mi state seguendo. Stiamo andando a visitare la villa di un conte molto vecchio, un anziano, che non so se lui sia morto o c'è sempre, ma dentro ci saranno delle presenze oscure. Chissà da dove potremo sbucare per entrare dentro il conte della villa, la villa che c'è qui a Quartu Sant'Elena. Sarà terribile. Forse da qui, però ci sono il cactus. Ma vieni qua? Non i cactus, i fichi d'India.
magari potrebbero essere anche dei demoni questi cactus che vogliono bloccare l'entrata per andare al castello del conte. Incredibile. Proviamo a parlarle, vediamo un po' compiuto. Salve! Salve! Siete delle creature mostruose che sta proteggendo il castello? Rispondete! Non rispondono perché loro sono molto attenti per non fare entrare nessuno nel castello del conte. My name's Andrew Pepper, Indiana Jones, sardo. Potete rispondermi? Voglio salire al conte. Ho un appuntamento con lui. Possiamo andare? Per entrare nel castello ci sono tanti ostacoli, ragazzi. Per entrare devi cercare un passaggio perché qui è pieno di pericoli. Tutti noi siamo aggressivi. Ti pungiamo con i nostri cactus. E quindi potresti finire molto male. Beh, in effetti è vero, ti do anche ragione. Pieno di spine, tutti questi fichi d'India. È un problema, sì, vi do ragione. C'è qualche entrata dove possiamo proseguire? Qui nel castello c'è tutto un mistero. Tra passaggi e se vuoi anche sotterranei. Sotterranei? Veramente? E dove? Non te lo posso dire, ragazzo. Devi andare a scoprirlo. Va bene, grazie. Andrò con la mia squadra e vediamo poco se trovo qualche soluzione. E stai molto attento, ragazzo. Qui ci sono molti Piccoli, vada a guatti. Vai, ragazzo, vai. Grazie. Ha detto che qui è pericoloso, però ci sono dei posti per... Andiamo subito. Abbiamo trovato dentro il cancello del conte. Dentro il castello, ragazzi. Adesso dobbiamo fare come fanno loro. Dobbiamo arrampicarci. No, non arrampicarci. Dobbiamo infilarci qua sopra. Andare al castello del conte. Andiamo! Vai! Ok, stiamo salendo. Non è che ci abita qualcuno. Raga, sono preoccupato. Non so se questa zona potrebbe essere una zona protetta. Ma non sto facendo niente di nuovo. Cosa ne so? Che cosa si tratta questo castello? Chiamato io il conte. Conte Pisano. Qui dove hanno girato il film. Il film che ho inventato io. Guardate. Il castello del conte.
camere magari è una zona protetta, per quella zona lì dove fanno i lavori nella terra, una specie tipo lavori, non mi ricordo come si chiama, però c'è anche la discarica, magari sia lì. Ecco, adesso siamo entrati dentro il cancello del castello. Ah, ok. Oh, questa è la prima. Questo sarebbe sicuramente. E guarda tutte le cose di VHS, ragazzi. VHS, sta ritornando di nuovo i VHS. Guardate. Guardate. Della morte e dell'amore. Non guardate queste cose ai bambini, perché c'è una cosa: vietato ai minori di 13 anni, 16. Secondo me, come rispetto, sto filmando con YouTube io. Guardate, divina creatura. Sono tutte cose vecchie. Qui ci sono, guardate, qui c'è il caciobalilla. Il conte allora giocava quando era più giovane con i suoi figli e sua moglie e poi anche tutti i suoi nipoti giocavano qui. Questo è il loro sala giochi. Non ci posso credere. Il tavolino dove il Draculio si metteva a giocare. E la loro mappa della Sardegna, guarda, non ci posso credere. Ragazzi, questo è il castello del conte di Quartu, il signor Pisano. Signor Pisano, un anziano vecchio che ha vissuto qui tanti anni fa. Ragazzi, è terribile questo, guardate. I teschi di piccioni, tutti morti, sono stati mangiati tutti dai diavoli. Tutti i seguaci o i servitori del conte. Ah, ecco, vedi, il conte dopo la sua scomparsa sicuramente ha tutto sigillato le loro porte della sua stanza. E qui c'è la stanza della tortura, e qui richiudevano le persone che sono state sequestrate per ucciderli e mangiarli. Che brutta storia. Il conte Pisano era un sanguinario molto pericoloso. Qui, ragazzi, non posso filmare, c'è qualcosa di molto prezioso. Ci sono tutte cose private del conto, cataloghi, documenti, per esempio, magari il suo lavoro che ha fatto sulle torture. Tipo c'è una macchina da scrivere e quindi c'è qualcosa di molto prezioso su questa villa, su questo castello, e quindi mi spiace, non posso farvelo vedere. Questo è veramente super privacy. Mica, proprio c'è scritto proprio 2009, quello 94, 93, 95, sì.
il conte ha vissuto qui in tutti questi anni e quindi per sicurezza, anche lì è stato sigillato, vediamo se questa portina, se si può aprire, non so, ma ho i miei dubbi. Infatti, poi anche tutto arrugginito, vedete qui, hanno praticamente messo il lucchetto, la casa del conte, e saliamo nelle scale dove c'è un film del castello. Andiamo. Non so se il padrone sta guardando questo filmato, non stiamo facendo niente di male, vogliamo solamente scoprire questa casa, quanti anni ha vissuto, e poi soprattutto a vedere la bellezza, perché ha una bellissima casa, vedete, a sigillare, a chiudere col lucchetto le sue stanze segrete. Adesso qui stiamo arrivando nel praticamente il suo giardino, dove i piccioni ci sono, questo è il bagno. Nel bagno si è visto. Dobbiamo scendere. Perfetto. Questo è già il suo territorio del... Vedi quanti mostri cactus c'hanno qua. Raga, potete prendere la telecamera così scendo? Ah, è la luce, il coperchio della luce. Sì. Si è mosso la porta, la finestra, ragazzi. Si sente un rumore. Fammi così scendo. Ok. Vai. Vai. Che cazzo butti? Qui un sacco di... ci mettevano cose dentro il castello. Vediamo che cosa c'è qua. Ci mettevano gli uccelli, le galline, poi non so... vediamo un po'... Oh. Sì. Anche qui, guardate le sedie, le scarpe del conte, le scarpe del conte. Questi sono i vecchi, le polacchine, le scarpe del conte. Che bello! Poi il pennello, cinghiale. Poi cosa c'è qua? Che cos'è questo? Che cos'è? Boh, non lo so. Nel giornale, vediamo cosa c'è scritto qui nel giornale. Tralema Cofferati. Poi cosa c'è scritto? Qui. Giornale, venerdì 5 luglio 2002. Vedi? Sì. No, il conte è sparito nel 2002. Ah, le sedie degli anni 80. Come erano vecchie, tutte fatte di legno. Come i nonni che si mettono a costruire le sedie di legno. Guardate quante ce ne sono. Qui il carbon, qui c'è legna dopo legna, e poi il resto bidoni. Sì, però qui, ragazzi, è pericoloso se qui prende fuoco, molto pericoloso. Vediamo più avanti cosa c'è. C'è un'altra stanzetta qui. Che cosa c'è qui? Che bello! Un tavolino fatto di legno, bottiglie, altri giornali qui ci sono. Il
cappotto del Conte, magari potrebbe essere un cappotto per l'inverno quando fa freddo, una borsa per fare trekking del Conte, e qui ci sono altre cose preziose per me, i giornali, qui c'è scritto giornale, c'è scritto 1867 ragazzi. Ma che cazzo sta dicendo? Ma lo vedi che c'è scritto 1876? No, 1877! Che cosa me lo devo prendere? Sì, anche questo. Ecco qua, trovato. Anche questo me lo devo prendere. Questo è 91. Credo che tu abbia fatto giusto. Questo è 91. Guardate, 91. Questo è 99. 99 questo. Ragazzi, no, non dimmi che questo è ancora più vecchio. No, è ancora più vecchio. No, è 99. Sempre 99. Dal fronte lettere d'amore con il mafia, appalti, cercare carcere, un viceministro. Amato, Bacchi Italia, il ministro Amato. C'è qualcosa di veramente molto interessante qui, veramente molto interessante. Vedete, il calendario del 2002, l'ultima anno del Conte, 1994, poi 1999. Ho preso un pezzo di giornale come ricordo, perché qui ci sono delle date molto vecchie. 1877 mi sembra che c'è scritto. Bravo, bravo, hai fatto giusto adesso. Ho scritto buono. E poi del 99, il giardino dei mostri cactus. Piccoloso, bamboccio! Sentite il rumore, c'è la finestra che sta aprendo, si sta riaprendo, guardate, centro. Vedi? La. Avete visto? Si sta riaprendo. Ragazzi, la casa è infestata. Fai mettere qua dentro. Questo lo mettere dentro perché è molto importante. Ci posso credere. Ok? Adesso. Abbiamo trovato un'altra parte. Ok. C'è un bel panorama. Allora, sono riuscito a recuperare quindi, allora ragazzi, dei giornali molto antichi. Ho trovato un giornale, il pozzo del Conte. Sì, con gli anni. Sì, è stato sigillato con te. Ci sono gli archi del castello del Conte. Con gli anni è tutto distrutto. Il castello con
tempeste di pioggia, vento. E qui l'ha chiuso il conte. La luce dei tempi della guerra, sempre lì presente. Figata, bellissima. Qui c'è una finestrina, ragazzi, vediamo cosa ci potrà essere dentro. Ah, la cucina. Sì, ecco, la cucina del conte. Per cui il conte cucinava con la sua famiglia. Eh sì, tanti anni fa le cucine erano così, piccole, e si mangiava in compagnia, in allegria. E poi anche se il conte, se la leggenda che io ho inventato, ragazzi, sarebbe cattivo, sanguinario, magari sequestrava le persone. Raga, non mi ricordo dove sono andati. La finestra sta sempre sbattendo. Ci sono presenze là, ragazzi, presenze oscure là dentro. Sì, è proprio bloccato, ragazzi, è bloccato. E cosa ci potrà essere qui dentro? Chissà. Adesso voglio vedere dove sono passati i miei amici. Ci sono un pozzo. No. C'è quel trave grosso. Bene così, ragazzi. Ok, abbiamo concluso il castello del conte, il nostro conte di Quartu, perché qui siamo sempre nella provincia di Quartu, siamo praticamente vicino a San Isidoro. San Isidoro è praticamente propriamente qui giù, è una piccola, io la chiamo tipo una frazione, è un paesino, praticamente ci vivono villetine, praticamente. E poi ho preso anche il giornale del 1999, perché il conte ha vissuto prima il padre nel 1980, poi lui ha preso la casa nel 99 qui, e poi è morto nel 2002, perché l'ultimo calendario che è rimasto era 2002, è stato ceduto in quell'anno. Un like, condivisione. Se vi è piaciuto questi tipi di avventure, mandateci non so, delle domande su Instagram dove volete e dite andate a visitare questo posto, perché noi stiamo cercando di visitare tutta la Sardegna. Contattate il gruppo, il Fabricated Urbex, ragazzi, e noi andremo ovunque dove ci capita, ok? Mi raccomando, l'iscrizione, like, contattate la squadra e niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima tappa, ok? La prossima avventura. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao!